Sarà la popolazione del Comune di Venezia a pronunciarsi nel referendum sulla separazione e non quella dell'intera città metropolitana. Lo ha stabilito la prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, chiamata a esprimersi sulla questione dopo i dubbi giuridici sollevati negli scorsi mesi. Con questo passaggio diamo l'ultimo via libera alla Giunta, quindi al Presidente Zaia, perché possa indire il referendum. Quella del referendum è una vicenda lunga, ricorda il Presidente della Commissione Marino Finozzi. Se ne parla da molti anni, ma ormai siamo addirittura d'arrivo. Io sono molto favorevole al fatto che il cittadino di Venezia e di Mestre si possa esprimere per capire se è ancora utile che queste due realtà, a mio giudizio molto diverse l'una dall'altra, devono rimanere all'interno della stessa amministrazione oppure separarsi e ognuno possa amministrare rispetto alle proprie caratteristiche e alle proprie peculiarità la propria attività. Contrario il Partito Democratico, che ricorda come sul referendum penda ancora il ricorso al TAR presentato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Vedremo come finisce la vicenda, spiega Francesca Zottis, ma non ce la siamo sentita di votare a favore di una proposta di cui ad oggi è dubbia la legittimità. La nostra posizione come Partito Democratico è di contrarietà non al referendum ma all'atto stesso, che secondo noi è illegittimo, visto che si basa su quella proposta di legge che era già passata in Consiglio per il giudizio di meritevolezza, sulla quale avevamo già espresso i nostri dubbi, che poi sono dubbi che vengono in qualche modo riconfermati dai pareri legislativi emessi fino ad oggi.